Chicchi di grandine come palline da tennis scese dal cielo sopra la Marca intorno all'ora di cena. Un temporale che, benché le previsioni non fossero promettenti, è arrivato all'improvviso. Colpita la zona di Maserata sul Piave, Orsago e quella di Gaiarine, Francenigo in particolare, la frazione più bersagliata. Questo è quello che resta dopo la grandinata. Siamo in strada a Bocca de Cal, ad essere colpita un'abitazione di 2 signori di origine macedone. Tempesta, grandine, tanti, mezz'ora, anche più, piccoli, grandi, disturbo tutto rotto sopra. E l'avevate appena rifatto? Appena rifatto, noi siamo, 2 anni fa, ultima quando è stata. Prima da un mese ho fatto casa, perché ho fatto poco prima, cambiato tutto. E dopo un mese quando coppi messo sopra ho fatto quella, 2 anni fa parlo, no? E fatto tutto rotto, cambiato nuovo e adesso dopo anni ancora nuovo e adesso bisogna fare nuovo, io non so cosa bisogna fare più. La casa che aveva preso fuoco, un incidente domestico, poi 2 anni fa la violenta grandinata che ancora è nei ricordi e negli occhi di tutti i gaiarinesi e i segni si vedono ancora su tante facciate. Quella volta era stato il tetto a subire danni, questa i pannelli fotovoltaici appena installati, oltre 20.000 euro la spesa andata in fumo. Ma soldi dove trovi? Dove trovi? Quello è il problema. No? Trovi, ti dà banca, ma bisogna tirare, non è quello. Non lo so. Io posso ringraziare mi ha aiutato italiani. Anche con credito, anche con la nostra via di là, anche comune. Da quanti anni siete qui? 30 anni sicuro. No, sono contento sì, perché ho aiutato tutti e non posso dire niente.